Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Nessuno ci credeva, o meglio, in molti erano scettici sulla partecipazione del comune alla rassegna regionale e provinciale Gli spettacoli del mistero. Ma il sindaco Marco Balbo ci credeva, e come? Così, quando è arrivata la comunicazione che il comune di Urbana aveva vinto il primo premio, oltre alla gioia per il successo, questo ha rappresentato una rivincita verso gli scettici del paese. Ho sentito che avete vinto il primo premio nella rassegna provinciale organizzata dalla provincia e dall'UNPLI, intitolato Gli spettacoli del mistero. Beh, è stata una grande soddisfazione. L'iniziativa era un'iniziativa inizialmente regionale, poi appaltata, diciamo, all'UNPLI regionale, che ha delegato le pro loco dei vari comuni ad organizzare questi eventi che ricordassero un po' le leggende e le storie di una volta. E effettivamente qui a Urbana si è creato un gruppo di persone che amano queste storie, soprattutto il gruppo Bassa Padovana, dove abbiamo allestito nella Villa Capodivacca un bello spettacolo di mistero, e che poi è stato premiato come primo della provincia di Padova. E allora questo spettacolo del mistero era una rappresentazione teatrale? Allora, era innanzitutto una visita di questa villa del 1700, una villa dei veneziani, dove dentro c'era una rappresentazione teatrale, uno spettacolo della strega, poi c'era una rappresentazione musicale e di ballo che si rappresentava una storia di una volta del Canton del Gallo, si dice qui da noi. E poi c'erano degustazioni tipiche e una mostra di artigianato di prodotti locali e giochi di una volta. Il cosiddetto fantasma era in collegamento con il castello Bevilacqua e fra il monastero di San Salvaro. Sì, allora il collegamento era proprio questo, la strega, i frati, il convento dei camaldolesi del monastero di San Salvaro, perché appunto abbiamo questa grande ereditato, questa grande struttura del 1100 di questo vecchio monastero di San Salvaro, dove oggi negli anni 90 è stato ristrutturato, dove adesso accoglie un ostello della gioventù, un centro di spiritualità della parrocchia e il museo delle antiche vie. Il tutto è, diciamo, gestito dal gruppo Bassa Padovana, che si occupa di tutto l'allestimento del museo e quant'altro. Anche l'ostello è gestito dal gruppo Bassa Padovana? No, l'ostello è in capo alla parrocchia, perché qui il vescovo Antonio Mattiazzo ha pensato di fare un centro di spiritualità proprio nella frazione di San Salvaro, e c'è sempre l'esigenza di accogliere moltissimi gruppi che arrivano da tutta l'Italia, anche stranieri, per questa sorta di pseudo sentimento mistico che c'è in questa chiesa e in questo monastero, e quindi è proprio in capo alla parrocchia la gestione. Arrivano tanti pellegrini? In termini di numeri non tantissimi, perché siamo comunque una frazione di 500 abitanti e in un territorio di provincia, però arrivano gruppi molto attenti alla preghiera e alla spiritualità, e molto attenti ai territori cosiddetti di campagna, ma con grandi strutture architettonico-artistiche di una volta, molto, molto ricercate e particolari. E allora vengono come sono informati delle presenze di questo ostello? È proprio partita, diciamo, a dicembre dello scorso anno un inizio di campagna promozionale, di pubblicità di questo monastero e ostello attraverso l'azienda Turismo Terme Euganee e una serie di collegamenti e di rapporti con società che lavorano nel turismo. E dico che è un inizio perché per fare una campagna importante servono molti fondi. Il Comune sta pensando di destinare alcuni fondi, si sa benissimo che i comuni non hanno grandi disponibilità, e quindi sarà un lavoro di qualche anno, dove cercheremo piano piano di fare promozione attraverso il web, attraverso il volantinaggio. Abbiamo fatto dei gadget di calendari molto simpatici, distribuiti a tutte le parrocchie, a tutti i centri di turismo, e quindi sarà un lavoro che organizzeremo a medio termine nel giro di qualche anno.